Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le stelle oggi in questa giornata di lunedì 27 gennaio 2020. Prima però di vedere appunto queste influenze astrali che riceviamo oggi, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie sempre del vostro sostegno e della vostra presenza e partecipazione. Dunque la giornata di oggi, lunedì, è sostenuta dagli influssi del dominatore Luna, la cui influenza appunto abbraccia le questioni della casa, della famiglia, ma anche tutto ciò che è annesso e connesso con i liquidi, dunque anche il lavoro dei campi e così via, insomma. Riguarda dunque questioni emotive, poiché la Luna è associata fortemente all'inconscio e alla parte più emotiva, all'anima delle persone, dunque può renderci un po' più vulnerabili di altri giorni, la cui comunque l'influenza lunare viene costantemente recepita, ma in un giorno come oggi in modo particolare, poiché è il dominatore prevalente per la giornata di oggi. Vedremo poi elemento per elemento, in base appunto a quali sono gli elementi dominanti per ciascuno di noi, quali sono gli influssi che più facilmente riceveremo oggi. In questa giornata, come detto, abbiamo comunque questo influsso lunare molto forte che si associa a Saturno in qualità di reggente della costellazione Acquario per questo mese, per tutto il mese di gennaio. Dunque anche oggi Luna diciamo che si associa a Saturno, creando alcuni aspetti che possono essere più o meno positivi per ciascuno di noi in base proprio ai valori che abbiamo. Ad esempio, per qualcuno può portare sicuramente condizioni lavorative eccellenti, può portare delle ottime intuizioni legate al proprio lavoro, oppure accrescere in un certo senso opportunità di contratti e di iniziative, soprattutto a lungo raggio e dove si deve avere a che fare comunque con molta gente, con un pubblico, diciamo così. È eccellente per le questioni anche teatrali, per i teatri, per le questioni artistiche, in particolare per l'arte drammatica. Ma non solo, a colorare questa giornata c'è anche la prima costellazione attraversata dalla Luna nel suo viaggio di oggi, che è la costellazione Vergine. Questa costellazione va a portare altro valore di terra, in un certo senso che già indirettamente si porta a Saturno, sebbene qui si esprima attraverso la costellazione Acquario. Cosa voglio dire in tutto questo senso? Sicuramente le capacità, la volontà di studiare, di apprendere sono notevolmente amplificate, poiché abbiamo questo Mercurio molto positivo che si allea favorevolmente con gli altri dominatori che abbiamo menzionato, rendendo molto più duttile la capacità mentale in questa giornata e permettendoci appunto di conseguire ottimi risultati anche laddove sia necessario concentrarsi e apprendere anche rapidamente delle cose. È sicuramente una giornata nella quale collaborazioni e nuove iniziative saranno sicuramente benefiche e favorevoli. È possibile dunque pianificare a lungo raggio, possibilmente collaborando. Non è giornata da agire in prima persona, ma è sicuramente necessario sostenersi e sorreggersi collaborando appunto con altri per i quali saremo sicuramente dei validissimi cooperatori o collaboratori. Le imprese di oggi sono fortunate, sono sicuramente garantite da un ottimo successo finanziario e dovremo soltanto fare attenzione ad alcune cose che adesso menzionerò. Prima di tutto attenzione alle cadute, mi raccomando ragazzi, oggi guardate bene dove mettete i piedi perché
oggi potrebbe essere più probabile, soprattutto se siamo distratti, se magari abbiamo eccedenza d'aria e siamo scordinati per un'immensità di pensieri che in questo momento possiamo avere, più o meno dedicati alle varie attività o ambiti della nostra esistenza. Attenzione anche se siamo dell'elemento fuoco, perché possibilmente non saremo, come dire, lucidi, poiché presi di corsa per l'ansia di realizzare e di fare delle cose. Dunque attenzione in questo senso alle distrazioni, poiché le ripercussioni sono più che altro alle braccia, ok? Dunque meglio prestare attenzione. Un'altra cosa che vale la pena segnalare è la possibilità di essere soggetti a malelingue e dunque a diciamo così, pettegolezzi sul nostro conto, o comunque subire, diciamo, qualche fastidio in questo senso. È possibile inoltre comunque un avvio di giornata molto importante, molto valido, poiché ci sono ben 4 costellazioni di primo gruppo, dunque superiori e positive, infilate una dietro l'altra, e dunque non si esclude, anzi assolutamente sarà una mattinata molto proficua se sapremo cogliere al volo le occasioni e se accetteremo anche di doverci spostare eventualmente. Si direbbe comunque una giornata densa di impegni e attività. Attenzione, mi raccomando, a qualche inserata, a qualche momento di come dire, quando si diventa tristi per questioni umorali, magari non sicuramente con una cattiveria o un'intenzione da parte di chi ci circonda di rattristarci, ma è possibile appunto che la nostra suscettibilità in serata possa aumentare. Bene, è chiaro che poi ciascuno risponde in modo diverso, per esempio i nati dell'elemento con priorità di elemento terra oggi troveranno sicuramente una grande concentrazione, una grande spinta realizzatrice, dunque sapranno cogliere certe occasioni e in un certo senso peserà molto meno qualsiasi sacrificio fatto oggi. Per i nati dei segni di acqua certamente la possibilità di entrare in contatto con altri potrà magari rendervi più esposti emotivamente in un giorno come questo a eventuali critiche oppure a pettegolezzi, dunque cercate di farveli scivolare addosso e di stare a guardare, perché sono situazioni che tendono ad autorisolversi. Come ho detto, per l'elemento fuoco, dunque per tutti i nati dei segni di fuoco, è bene mantenere comunque un atteggiamento collaborativo e nei confronti di chi abbiamo intorno, per godere al massimo dei risultati che ci possiamo aspettare in una giornata come oggi. Ottimo, molto valido per gli elementi d'aria, cioè per i segni di elemento aria, che sicuramente vedranno le loro intuizioni affinarsi ulteriormente e inoltre trovare anche concretezza, cosa che spesso ai segni di aria manca. Hanno moltissime idee, ma hanno sempre bisogno di qualcuno che dia loro una mano poi a tradurre in pratica le forze o le idee che hanno. Dunque oggi comunque potrà essere più concreto anche per loro come giorno. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, scusate se mi sono dilungata così tanto, ma valeva la pena approfittare e spiegare bene una giornata così favorevole come questa e come cogliere al meglio le forze in gioco. Vi ringrazio ancora per la pazienza e per il vostro interesse e la vostra partecipazione. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie sempre moltissimo. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.